TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Una signora di 81 anni di Telio Veneto è stata trovata morta da un passante nella mattina di oggi, lunedì 5 agosto, sul ciglio della trafficata strada che collega il territorio veneto al Friuli Venezia Giulia. Vicino a lei è stata trovata una bicicletta. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, ma nonostante i soccorsi per la signora non c'è stato nulla da fare. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Portogruaro, i quali stanno anche visionando le telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Al vaglio degli inquirenti, l'ipotesi che la donna sia stata investita e poi lasciata a terra senza prestarle soccorso. Ancora cronaca. Il vicequestore della Polizia di Stato di Venezia, Riccardo Sommariva, dal 1 agosto è andato in quiescenza. Numerosi casi rilevanti seguiti da Sommariva. Per citarne alcuni, ha operato nell'ambito del pool della Direzione Distrettuale Antimafia di Venezia, svolgendo numerose indagini a contrasto della Mala del Brenta. In tale ambito partecipò attivamente a diverse operazioni conclusesi con l'arresto di Felice Maniero, avvenuto a Torino, nonché al maxi processo seguito al suo pentimento. In seguito, presso la Procura di Venezia, svolse l'indagine conseguente all'incendio che distrusse il teatro La Fenice, che si concluse con l'arresto dei responsabili, nonché alle indagini su usura e riciclaggio che coinvolsero alcuni operatori di note vetrerie di Murano. Il 6 agosto 1945 la bomba atomica radeva al suolo Hiroshima e qualche giorno dopo, il 9, anche Nagasaki veniva distrutta. Il comune di Noali, in collaborazione con il Tavolo della Pace del Milanese, organizza anche quest'anno una breve cerimonia commemorativa di quei tragici eventi per domani, martedì 6 agosto. Alle 8:15 il campanile della torre dell'orologio suonerà 43 rintocchi di campana, a significare i 43 secondi che intercorsero tra lo sgancio della prima bomba atomica e la sua esplosione su Hiroshima. Cambiamo argomento. 3 mesi di lavoro, 2 trofei realizzati in bronzo di 50 cm su base marmorea, più 7 copie in resina patinata effetto bronzo. Lo scultore Nicola Giacomello ha fatto centro, riscuotendo un grande successo con la sua opera Hommage André Michelin, pionier de l'aviation, consegnata lo scorso 27 luglio in Francia al miglior pilota in occasione della storica Michelin Cup Challenge Revival. I trofei realizzati ritraggono il fondatore della Michelin e pioniere dell'aviazione con un biplano Breguet Bré 14 sulla mano destra e un aereo futurista sulla sinistra, con l'idea di guardare al futuro. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.